Dottor Orioles, lei ha fatto un nuovo libro, come si chiama e di cosa tratta? L'opera si intitola Il mio vicino è Bangla, tutto quello che c'è da sapere sull'immigrazione a Udine. È un'opera che racchiude 30 anni di vita, 30 anni di carriera sul campo a raccontare le storie delle varie comunità etniche che si sono insediate nella città, attraverso una storia che racconto attraverso soprattutto le fonti ufficiali, i dati statistici, ma anche attraverso le memorie di uno studioso che appunto ha visto queste comunità crescere, moltiplicarsi, radicarsi in città e diventare parte integrante del nostro tessuto sociale in quella che è una Udine irriconoscibile rispetto a ciò che era appena 30 anni fa. Appunto il punto di partenza del mio libro è 30 anni fa, quando a Udine gli stranieri erano appena 900, se pensiamo che oggi, 2023, sono più di 14.000, ossia il 14% della popolazione, ci rendiamo conto che davvero molto è cambiato da allora. Lei ha fatto un'analisi da un punto di vista sociologico, antropologico, che tipo di analisi ha fatto? È un'analisi squisitamente sociologica, perché io sono un sociologo e le mie opere hanno questa caratteristica, però ripeto è un'opera che combina il taglio sociologico, scientifico, l'analisi, soprattutto attraverso i dati statistici, le fonti ufficiali, le cifre, i numeri dell'immigrazione e poi le memorie di qualcuno come me che ha raccontato nei suoi libri le diverse storie delle comunità, per esempio la storia delle comunità religiose. Nel libro c'è un lungo capitolo che parla per l'appunto dei vari templi, luoghi di culto che ci sono qui a Udine, di religioni non cattoliche, e questa è una grande novità per Udine, città che oggi conta ben 3 moschee, e quindi sì, una diversità culturale molto marcata, quella oggi di Udine, che è tutta da raccontare, e io è quello che ho tentato di fare nel mio libro. Se vuole raccontarci un aneddoto particolarmente interessante. Come no, per parlare per esempio del radicamento delle comunità africane, ho evocato una memoria personale, quella di quando svolgevo il mestiere di disc jockey nei primi anni 90, e mi sono trovato a organizzare con un signore della Costa d'Avorio delle feste afro per la giovanissima, appena arrivata comunità africana di allora, pochissime persone che in realtà si trovavano concentrate ogni mercoledì sera in un unico locale, creando l'effetto di una massa. Fu davvero suggestivo perché, ripeto, a Udine all'inizio degli anni 90 l'immigrazione era costituita da poche centinaia di persone, la presenza straniera a Udine, per cui è un ricordo davvero molto bello. Lei parla anche di Borgo Stazione? Certo, come no, c'è un capitolo apposito sulla storia di quel quartiere che, ricordiamo tutti, era un quartiere residenziale tanti anni fa, di persone benestanti, e si è trasformato nella casa di tantissimi immigrati. Oggi praticamente 4 residenti su 10 non sono italiani in Borgo Stazione. Questo significa una concentrazione più del doppio superiore rispetto alla media dell'intero territorio comunale, e ciò significa che Borgo Stazione è diventato il luogo dell'incontro tra le culture, tra i popoli, tra le etnie che sono presenti qui a Udine. Certo, questo crea dei problemi, lo abbiamo visto, lo vediamo incessantemente nella nostra stampa, come Borgo Stazione sia al centro di episodi spesso preoccupanti, però sono la superficie di una realtà che sta crescendo, che sta evolvendo, e Borgo Stazione certamente ha un paesaggio unico nella città con i suoi negozi etnici che lo rende caratteristico e direi anche attrattivo.